Una buona giornata, ben trovati, eccoci in diretta, prima edizione di Antenna 3 in questo lunedì, prima edizione dei nostri telegiornali, tanti collegamenti e servizi naturalmente dal territorio in questa giornata. Prima di tutto però, visto che è lunedì e come sempre attendiamo con Ring i temi, i dibattiti politici di questa giornata, Ring in diretta, ve lo ricordo, dalle 21. Vediamo il sondaggio che vi sottoponiamo oggi. Fa discutere a tutti i livelli, lo sapete bene, la sentenza della Corte Costituzionale con cui si riconoscono le mamme arcobaleno. D'ora in poi le donne che hanno avuto un figlio con fecondazione assistita all'estero potranno essere riconosciute entrambe madri fin dall'atto di nascita. Tanti casi in Veneto, esultano le associazioni che tutelano i diritti, mentre la politica è in subbuglio. Alcuni sindaci sono pronti a non registrare gli atti, opponendo una sorta di obiezione di coscienza. Per questo vi chiediamo: la consulta riconosce le mamme arcobaleno, siete d'accordo? Per rispondere di sì 0422 1626 691, per rispondere di no come sempre 0422 1626 690 e poi vedremo l'esito della vostra opinione, delle vostre preferenze, delle vostre chiamate questa sera a partire dalle 21 a Ring con il nostro Christian Arboit. Allora, vediamo dalla regia se sono pronte, eccola là, vedo già in diretta da Via Roma a Treviso la nostra Francesca Bozza che si trova sul posto con Nicoletta Rizzetto, perché da oggi scatta per 40 giorni in via sperimentale la prima zona rossa a Treviso ed è proprio quella dell'area della stazione. Buongiorno Francesca. Buongiorno Lina e buongiorno a chi da casa ci sta guardando. Lo hai detto tu, inizia da qui, siamo in Via Roma, è una delle zone interessate in un quadrante che ruota intorno alla stazione quartieri limitrofi a Via Roma, 1 chilometro quadrato circa di area interessata da quella che è la prima zona rossa di Treviso. Lo hai detto tu, lo hai ricordato, 40 giorni di sperimentazione che serviranno un po' a capire l'efficacia di questo provvedimento che ci dicono, lo anticipo, alcuni commercianti potrebbe essere esteso anche ad altre aree della città se gli effetti sono quelli insomma sperati alla vigilia. Zona rossa che prevede l'applicazione di un provvedimento di allontanamento per quei soggetti che hanno alle spalle precedenti in materia di reati contro il patrimonio o in materia di stupefacenti e che se dovessero rendersi protagonisti di episodi di comportamenti molesti, aggressivi, pericolosi per quella che è la sicurezza degli altri cittadini, ecco, nei loro confronti potrebbe scattare proprio questo provvedimento di allontanamento. Le aree interessate, l'abbiamo detto, Via Roma, Nicoletta sta inquadrando anche un po' quella che è l'area sarà anche Duca d'Aosta, via De Gasperi, via Lungo Stile Mattei, via Santa Margherita, via Reggimento Italia Libera, via Fratelli Bandiera, il lato Porta Altinia. Vengono compresi anche via Orioli, via Tommaso da Modena, via Girolamo da Treviso, via Giustiniano Recanati, via Dandolo e via Pietro di Dante. Insomma, un provvedimento che racconta chi qui lavora ogni giorno e vede con i propri occhi quella che è la situazione, un provvedimento che in qualche modo tranquillizza, rende il lavoro più sereno e ci diceva un signore, un cliente, è brutto questo senso di sicurezza che si respira, la paura di uscire soprattutto d'inverno quando già alle 6-7 è buio, e quindi benvengano queste zone rosse. E ci diceva un commerciante, nonostante questa, tra virgolette, etichetta, i clienti continuano a venire, forse proprio perché si sentono più tranquilli, più protetti dalla presenza delle forze dell'ordine per l'intensificazione dei controlli. Questa dunque al momento, questa prima giornata di zona rossa a Treviso, una quarantina di giorni di sperimentazione e poi una volta che saranno visti gli effetti si capirà come intervenire qui, ma come detto non si esclude che possa essere adottato un provvedimento simile anche in altre zone calde della città che si sono rese protagoniste, scenario di episodi di violenza che, lo ricordiamo, spesso vedono protagonisti giovani, anche giovanissimi. Lina, se non hai domande io ti cedo la linea.
Grazie Francesca Bozza e Nicoletta Rizzetto. E dunque, perché proprio quella zona di Treviso? Beh, ce l'ha detto naturalmente anche Francesca, sappiamo bene come commercianti, residenti vivono, hanno vissuto in particolare gli ultimi anni, gli ultimi mesi nella zona di Via Roma, della stazione, con preoccupazione. Ieri tra l'altro, anzi l'altro ieri, siamo a sabato, sappiamo che sono i fine settimana, i momenti più critici, i momenti più caldi, si è vissuta l'ennesima aggressione proprio in Via Roma. 2 cittadini magrebini, 2 conoscenze già note, ben note alle forze di polizia, continuavano a inveire con fare minaccioso nei confronti sempre dello stesso, il titolare del negozio di kebab Istanbul City. Ad avvisare la polizia è stato proprio lui. All'arrivo delle volanti i 2 sono stati arrestati. Ho temuto il peggio, ci ha detto, e ora naturalmente con i nuovi provvedimenti che la zona rossa prevede, i provvedimenti possono essere anche più restrittivi. Il 100% avevano qualcosa, meno male sono arrivati che forze dell'ordine subito, sono arrivati subito. Sarebbe potuto succedere il peggio, racconta il titolare del locale Istanbul City Kebab. Ad importunarlo sempre loro, i 2 trentenni di origine marocchina arrestati dalla polizia dopo la tempestiva segnalazione di Halil. Su di loro pendeva un daspo urbano che vietava l'accesso e lo stazionamento nel quadrante di Via Roma. Già nelle scorse settimane avevano più volte importunato e in un'occasione anche aggredito fisicamente il proprietario del kebab, rimasto ferito al volto. Sul ventina di clienti avevo. Sono fermati all'avanti dell'entrata, parlavano d'arabo, io non capivo che cosa mi dicevano, parlavano troppo alto, mi sguardavano, guardavano i miei occhi, parlavano però non capivo che cosa mi dicevano. Mi provocavano, se uscivo fuori succedeva qualcosa, mi ammazzavano, facevano qualcosa. Io meno male che non sono uscito, l'ho chiamato subito. Si sono avvicinati al locale inveendo verbalmente e con fare minaccioso nei confronti di Halil. Uno di loro è scappato, è andato via, è ritornato, hanno arrestato, è scappato di nuovo, dopo hanno di nuovo arrestato. E ora mi sento sicuro perché sono arrivato subito quando l'ho chiamato. Grazie a forze dell'ordine che sono arrivati subito, se no facevano un sacco di casino. Un problema che va risolto a monte per il vice sindaco Manera, che esprime la vicinanza al titolare da parte di tutta l'amministrazione. Se questi avevano tutti questi tipi di reati, se questi erano già da spati, si suol dire così, perché giravano liberamente? Allora là bisognerebbe farsi un'altra domanda e allora la magistratura da questo punto di vista deve essere un po' più ferrea e credo, non vorrei, però tu me lo puoi dire, che avendo questi tipi di reati magari un decreto espulsione ci starebbe anche bene. Io però continuo a dirlo, visto che questi avevano già tutta una serie di tipi di reati, con un bel calcio nel sedere possiamo portarli alle frontiere del loro paese e spedirli via. Più che accompagnarli con tanti saluti, qualche calcio nel sedere glielo darei anche, perché queste persone, ripeto, non sono risorse per la nostra società. I 2 stranieri arrestati sono ora ai domiciliari in attesa del giudizio per direttissima. Nei loro confronti anche l'ordinanza cautelare del divieto di avvicinamento con l'applicazione del braccialetto elettronico, così che possano essere arrestati in flagranza ogni qualvolta dovessero avvicinarsi alle persone offese. Tutto questo accaduto alla vigilia del via alla zona rossa. Sulla sua istituzione Halil lo aveva già detto pochi giorni fa e oggi lo ribadisce con forza. Speriamo che sarà sempre la zona rossa. Per me è meglio zona rossa. Il lavoro tranquillo, sì, il lavoro molto bene, il lavoro tranquillo, speriamo che sarà sempre zona rossa. Andiamo a sentire quali erano le aspettative anche di altri alla vigilia dell'entrata in vigore da oggi di questa zona rossa. Aspettative ma anche l'auspicio che i quartieri periferici che appunto subiscono anch'essi delle situazioni di disagio non vengano lasciati indietro. C'è il tema di vedere magari spostarsi i problemi proprio in periferia e i cittadini rimangano così sguarniti di forze dell'ordine, dicono. Sentiamo. E se non viene aumentato il numero degli agenti in servizio, il fatto che a Via Roma ci siano più pattuglie mi fa piacere per Via Roma, però io non vedo i benefici che potremmo avere noi quartieri limitrofi, anzi potrebbe anche essere che alcune situazioni poi si spostino.
È questa la preoccupazione dei quartieri trevigiani. La domanda che ci si pone ininterrottamente è se con l'istituzione della zona rossa, pattuglie, uomini e donne delle forze dell'ordine saranno impiegate soprattutto in quel quadrante, lasciando di fatto sguarnite le aree limitrofe. La paura è quella che queste persone, che adesso stanno creando dei grandi disagi a pochi metri da noi, si trasferiscano qui da noi e che le forze dell'ordine poi siano concentrate esclusivamente nella zona rossa. Una zona rossa che serve, che va incentivata dunque, e lo sostengono anche i coordinatori del controllo del vicinato di Via Mozzato e Sant'Antonino, ma questo deve anche andare di pari passo con una vicinanza più stretta ai residenti dei quartieri periferici. Purtroppo le forze sono quelle che sono. La paura è quella che vengano concentrate esclusivamente nella nuova zona rossa e quindi a farne le spese poi possano essere di nuovo i quartieri, in particolar modo il nostro. Giusto dunque raccogliere le forze nei punti sensibili della città, ma i quartieri si auspicano che non vengano creati cittadini di serie A e serie B, ovvero che possano esserci porzioni di città più o meno controllate che andrebbero ad aumentare così i divari e le presenze moleste nei luoghi non zona rossa. I quartieri sono comunque parte integrante della nostra città. Il nostro è a 2 passi dalla nostra città e vorremmo sentirci anche noi tutelati, che magari se venissero investite anche la metà delle energie che adesso stanno investendo per questa nuova zona rossa, per far sentire la gente un attimino più sicura. Cittadini che chiedono che nelle zone più buie vengano installate le telecamere tanto richieste all'amministrazione e che aspettano da 1 anno e mezzo, a Sant'Antonino come in Via del Mozzato e dintorni. Però se gli agenti sono pochi, chiaramente sì, non basta scrivere vietato perché le cose non succedono. Tra l'altro alla prefettura è stato chiesto di monitorare attentamente anche situazioni che avvengono in altri centri urbani piuttosto importanti della nostra provincia come Castelfranco Veneto e l'altra tematica al di là della criminalità comune è quella delle baby gang, delle situazioni di tensione che si vivono tra bande di ragazzi. Pensate che c'è forse un regolamento di conti alla base della violenta aggressione che è avvenuta all'esterno di una scuola superiore proprio di Castelfranco, ferita gravemente una quindicenne che adesso non vuole più rientrare in classe, denunciata la presunta baby bulla appena 14enne con il sindaco che esprime una ferma condanna. Nell'aria insomma si respirava che qualcosa potesse succedere, naturalmente non ci abbiamo dato importanza, ma la ragazza, l'aggressore in questione è una ragazza che si scalda molto velocemente e quindi era probabile insomma di questa rissa fuori scuola. Assume i contorni del regolamento di conti l'aggressione ai danni di una quindicenne avvenuta all'esterno dell'istituto Nightingale di Castelfranco in Via Verdi davanti agli occhi di decine di studenti all'uscita di scuola. Autrice della violenza una ragazza di 14 anni che avrebbe tirato per i capelli e poi colpito la compagna di classe con calci e pugni. Chi era presente riferisce di attimi concitatissimi con la vittima letteralmente sovrastata dalla forza e dall'impeto della baby bulla. La quindicenne, questo secondo il racconto di alcuni studenti, sarebbe finita nel mirino della coetanea di pochi mesi più piccola per delle frasi ritenute lesive del suo onore e di quello della sua famiglia. Al momento ipotesi su cui stanno lavorando gli stessi carabinieri coordinati dalla Procura dei minori. La madre della vittima ha infatti sporto denuncia per lesioni. Il referto del pronto soccorso parla di ben 30 giorni di prognosi. Seria la contusione al polso. Acquisito un video postato nell'immediatezza sui social, va appurata anche la presenza di giovani che forse non erano lì per caso. C'erano ragazzi per lo più stranieri lì intorno a lei a mo' di cerchio per vedere quello che stava accadendo, incitandola al menarsi insomma e guardando la scena senza intervenire. Ma ragazzi del Nightingale o accorsi anche da altri? Ragazzi di altri istituti, non solo del Nightingale, anzi soprattutto di altri istituti. Quindi probabilmente c'era davvero un appuntamento. Esattamente. Era qualcosa che già si sapeva, già loro sapevano, infatti sono venuti qua davanti proprio per vedere la scena e la rissa. Le aveva dato appuntamento al palazzetto, riferiscono alcune ragazze, facendo intendere anche loro che la storia si trascinava almeno da qualche giorno. Resta il fatto che la vittima non se la sentirebbe di rientrare in classe perché è ancora scossa e ricoperta di graffi. So che la ragazza è stata male, è a casa e basta, solo questo. Mi dispiace molto. Perché la scuola è un ambiente in cui i ragazzi crescono, non solo fisicamente, ma anche moralmente, civilmente. Ce ne sono alcuni che
hanno difficoltà in questo. Secondo me questo è un caso isolato. Io in tanti anni che lavoro in questa scuola non avevo mai sentito una cosa del genere, mai vista una cosa del genere, quindi secondo me è un caso isolato che va considerato come tale, basta. Lo stesso sindaco Stefano Marcon in mattinata ha voluto incontrare la preside. Che è un atto da condannare con fermezza, non bisogna e non si possono tollerare baruffe, chiamiamole così, fra ragazzi minorenni. Dell'episodio alcuni docenti hanno parlato anche in classe, gli stessi studenti dell'ultimo anno maggiorenni sono i primi a esserne stupiti. Io sono in questa scuola dall'anno scorso e sinceramente non avevo mai sentito altri tipi di aggressione. In questa scuola non è per nulla comune e non è neanche... Certo, si rimane stupiti davanti a certe cose. Queste le voci le avete sentito anche dei ragazzi. Allora torneremo tra non molto a parlare di zona rossa, questa volta da Padova, perché anche lì ci sono delle novità, delle evoluzioni anche nella protesta contro questo provvedimento. E apriamo una parentesi sulla tragedia che è salita naturalmente alle cronache anche nazionali, che ha riguardato una turista vicentina, Elisa Spadavecchia, un'incredibile tragedia, travolta e uccisa da una ruspa in spiaggia a Cervia. Era una docente in pensione, originaria di Creazzo. L'autista, lo sapete, è stato denunciato a piede libero per omicidio colposo. Per noi Luisa Bertini e Andrea Benetti, proprio a Creazzo, hanno raccolto il cordoglio e lo sconcerto della comunità. Sentiamo. Una tragedia che è avvenuta nelle spiagge di Cervia e che riguarda il territorio di Creazzo, perché una donna, una 66enne, Elisa Spadavecchia, appunto residente qui a Creazzo, sabato mattina è stata travolta e uccisa da una ruspa mentre era sulla battigia durante una breve vacanza che stava facendo con il marito. Al momento all'uomo che era alla guida della ruspa è stato contestato l'omicidio colposo. Si valuteranno, ovviamente la procura di Ravenna valuterà ulteriori responsabilità, anche perché tanti sono i nodi da sciogliere sulla vicenda, sul perché si trovasse lì in piena mattina alle 11, quindi quando la spiaggia era anche popolata. Ulteriori accertamenti saranno anche svolti sul mezzo sequestrato e sarà fatta probabilmente anche l'autopsia per ricostruire la dinamica dei fatti. Intanto c'è sconcerto qui a Creazzo. Io sono in compagnia con il sindaco Carmela Maresca. Come è stata presa questa notizia? Perché era una persona anche molto conosciuta, ricordo la 66enne in pensione, era stata anche un'insegnante del liceo Quadri. Quando ho sentito la notizia sono rimasta pietrificata. Io vengo dal mondo della scuola, quindi mi hanno detto vari colleghi che la vittima è stata sempre una persona amante della didattica, proprio del suo lavoro. È andata in pensione da pochi anni ed era andata a passare un fine settimana di relax a Cervia. Tra l'altro lei qui è in contatto ovviamente con la famiglia, ricordiamo che era anche diventata nonna da poco, quindi sì, qui è una tragedia che è stata molto vissuta. Sì, infatti è diventata nonna da poco, lei è originaria di Molfetta e quindi è una persona conosciuta. Io la vedevo in piazza con la sua bicicletta, perché lei è amante proprio della bici. Mi hanno detto delle colleghe che andava a scuola anche in bicicletta, e quindi una persona con un sorriso meraviglioso, dolcissima. La incontravo in piazza e, come faccio con tutti i cittadini, la salutavo con grande affetto, simpatia. Oggi è tutta la comunità che si stringe al dolore della famiglia, ovviamente in attesa poi degli esiti di quello che deciderà la procura, certo, e del rientro della sala. Sì, infatti, ripeto, io sono molto vicina col cuore, diciamo come amministrazione, però porto il nome di tutta la cittadinanza di Creazzo, che si stringe intorno alla famiglia con grande affetto e con grande stima.
Questa dunque la vicenda che avrà senza dubbio un proseguo e delle conseguenze, davvero una morte assurda e incredibile. E restiamo in realtà in tema di incidenti sulle strade questa volta, andiamo a Rubano, siamo nel Padovano che ha contato purtroppo 2 vittime della strada in questo fine settimana che si è appena concluso. A Rubano nella notte tra sabato e domenica un ragazzo di appena 22 anni è morto in un incidente stradale, la vittima Riccardo Bortoletti era molto conosciuto in paese dove era attivo nella parrocchia e negli scout. I fiori, un messaggio, Joe abbracciaci ancora e il pallone da rugby. 24 ore dopo l'incidente mortale costato la vita a Giovanni Bortoletti, 22enne di Bosco di Rubano. Sono tanti gli amici che hanno voluto lasciare un ricordo del ragazzo. La tragedia è avvenuta in questo punto di via Borromeo tra le frazioni di Sarmeola e Bosco di Rubano nella notte tra sabato e domenica. Giovanni, Joe come lo chiamavano gli amici, o Brotto, l'altro soprannome, stava tornando a casa in sella al suo scooter, con lui anche un compagno di università. Pochi metri ancora e sarebbe stato a casa quando all'improvvisamente con lo scooter è finito contro questo palo dell'illuminazione ed è stato sbalzato violentemente a terra. Nonostante i soccorsi immediati per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. A rilevare e a dare l'allarme di quanto era accaduto un dispositivo di cui era dotato il telefono di Giovanni che ha rilevato l'urto e ha dato l'allarme ai carabinieri. I primi ad arrivare qui sono stati proprio i carabinieri della stazione di Limena che hanno chiamato i soccorsi insieme ad un residente di questa via. Dicevamo per Giovanni però non c'è stato nulla da fare, il suo amico invece è ricoverato in gravi condizioni ma non in pericolo di vita all'ospedale di Padova. Cosa sia accaduto lo stanno cercando di ricostruire i rilievi dei carabinieri. Quel che è certo è che questa giovane vita è stata spezzata dopo una serata in compagnia degli amici. Studente universitario della facoltà di ingegneria, Giovanni Bortoletti era molto conosciuto nella frazione di Bosco di Rubano dove era coordinatore dell'aula studio, presente negli scout, animatore, molto attivo in parrocchia, un ragazzo per bene e molto gentile come lo ricordano sia dall'amministrazione comunale che dalla parrocchia. Grazie alla nostra Valentina Visentin. La seconda vittima sulle strade padovane invece è un ciclista morto travolto da un'auto mentre stava affrontando un percorso sui Colli Euganei. La bicicletta era la sua passione. Venerdì era andato a vedere la tappa del Giro d'Italia e domenica, in sella alla sua bici, stava pedalando a Montegrotto Terme quando all'improvviso ha sbandato ed è stato travolto da un'auto. Non c'è stato nulla da fare per Franco Ferrarese, 67 anni, di Monselice, morto dopo essere stato investito da un'automobile mentre si stava allenando insieme ad alcuni compagni lungo Viale della Croce Rossa. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 67enne pensionato era l'ultimo di una fila di 4 ciclisti che stavano percorrendo la zona dei Colli Euganei vicino Villa Draghi a Montegrotto Terme, quando, per cause da accertare, avrebbe sbandato verso il centro della strada proprio mentre l'auto stava sorpassando il gruppo. L'impatto è stato violento e fatale. Il 67enne è stato colpito ed è caduto sull'asfalto. I medici del SUEM 118 lo hanno soccorso e trasportato in ospedale, dove però è deceduto un paio d'ore dopo a causa delle lesioni subite. E c'è stata anche una tragedia a Onigo di Pederobba ieri in via Cavallea, a pochi passi dal tracciato del Giro d'Italia, non distante dal territorio comunale di Cornuda. Proprio poco prima dell'arrivo della carovana rosa, un 52enne di Montebelluna, Marco Rossini, è morto a causa di un infarto che non gli ha lasciato scampo. È stato trovato a terra a pochi passi dalla sua bici da alcuni passanti. Medico e infermieri del SUEM 118
Hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma ogni tentativo si è rivelato purtroppo inutile. Intervenuti sul posto anche i carabinieri di Montebelluna e i volontari della protezione civile che hanno recuperato la salma trasportandola in obitorio all'ospedale di Montebelluna. Rossini era un consulente aziendale piuttosto noto, piuttosto conosciuto a Montebelluna e in provincia. Lascia la moglie e i 3 figli. E allora parliamo di strade, al di là di questo caso che pare circoscritto a un malore. Sicurezza delle strade, con la mannaia del governo sulle manutenzioni stradali. C'è un nuovo appello del presidente della provincia Stefano Marcon. Il pubblico funziona che prima si hanno i soldi e poi si fanno le cose. Qui avevamo i soldi, abbiamo avviato tutto l'iter burocratico per fare i lavori e ci si trova a non avere più i soldi e il problema diventa doppio. Quindi insomma non ci sono alternative, il governo deve trovare questi soldi da qualche parte. Bisogna che in qualche modo queste risorse vengano ripristinate. Vietato temporeggiare, i cantieri sono già aperti e la sicurezza stradale resta una priorità nella Marca come altrove. Stefano Marcon suona così nuovamente la sveglia al governo nei giorni in cui si certificano tagli monster. Una lettera è già stata inviata da parte dell'Unione Province, di cui Marcon è vicepresidente nazionale a Roma. Solo per Treviso parliamo di circa 4 milioni di euro su 6 a disposizione per le manutenzioni sulle arterie provinciali, e questo su di un intero biennio. 2 milioni e poco più nel 25 e 2 milioni e poco più nel 26. Sullo sfondo le parole del vice premier Salvini, che ha escluso l'impiego delle risorse tolte alle province per la realizzazione del ponte sullo Stretto, sospetto che aveva creato il caso politico anche in Veneto. I soldi saranno comunque impiegati su Terzo Valico, Genova città, maggiori costi in generale di opere strategiche. Sempre Salvini ha rassicurato le province, tante a guida leghista, su una soluzione ad hoc e a stretto giro, ma la questione non è più solo finanziaria. Lei si sente di rivolgere un appello diretto al ministro Salvini? Non lo faccio a lui solo, lo faccio a tutte le forze del governo. Queste cose capitano perché le province hanno perso di riconoscibilità a livello nazionale. Capita quotidianamente di sentirci dire ma chi è lei con la fascia blu, e quando dici che rappresenti la provincia, ben che vada ti dicono ma esistono ancora le province. Da quando sono diventate enti di secondo livello poi queste cose capitano e bisogna andare a metterci mani. Quindi la prima cosa essenziale da fare è tornare a dare piena dignità alle province, che passa attraverso una sua elezione diretta al pari di comuni e regioni, sottolinea Marcon. Quindi pienamente rappresentative dei cittadini. E questo taglio ai fondi per le manutenzioni stradali provoca anche l'ira delle associazioni di familiari e vittime della strada. Non siamo burattini, quelle risorse vadano ripristinate. L'appello. Intanto l'associazione Alba entra per un progetto nel carcere minorile di Treviso. Io dico a questo ministro Salvini, incominciate a dare dignità e rispetto a chi sta lottando perché non succedano altre vittime o aumentino. Quindi portate un po' di rispetto. Tagliare i fondi per che cosa? Si rivolge direttamente al titolare delle infrastrutture, Romina Ceccato, da anni presidente di un'associazione che si batte per una maggiore sicurezza stradale. Alba, il suo nome, nata in memoria del figlio Riccardo, morto accanto ad altri 3 amici nel luglio del 2019 sulla Jesolana per colpa di un pirata della strada. Romina parla a Salvini nei giorni in cui le province certificano un taglio del 70% alle manutenzioni stradali da parte del governo, un'autentica mannaia giustificata con la necessità di coprire finanziariamente alcune opere strategiche per il paese. Ovviamente gli enti provincia sono passati all'attacco. Solo per Treviso il prelievo è di oltre 4 milioni di euro su 6 in 2 anni. Rassicurazioni di un ripristino sono arrivate, ma al momento sembrano non bastare. E poi vogliamo che noi associazioni non ci sentiamo presi in giro dal ministro, visto che ci invita alla 9ª commissione per esporre i nostri problemi o i pensieri da tenere in considerazione. Ma noi non siamo burattini. Noi siamo vittime. Intanto l'associazione con un suo progetto entrerà anche nel carcere minorile di Treviso. La stessa Ceccato è stata contattata dal cappellano. Presto incontrerà i giovani detenuti. A prescindere da che tipo di sbaglio o reato possono aver fatto, perché
educarli nel sapere che tornare fuori è importante anche stare attenti agli altri. Vado dentro per mettermi seduta attorno e per far capire, per parlare con loro, per fargli capire che cosa è fuori, che il bello c'è fuori, ma basta seguire alcune regole. Allora, fin qui il tema della sicurezza stradale. Noi torniamo sulla zona rossa invece, perché è pronta da Padova in diretta la nostra Chiara Gaiani, perché c'è uno sviluppo, no, Chiara, anche nella contestazione di questo provvedimento. Sì, Rina, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3, proprio dove ci troviamo con il collega Federico Cibotto. Questa mattina è apparso uno striscione contro la zona rossa, era scritto in vernice rossa "benvenuti in zona rossa", ma sotto la frase che sta davvero facendo alzare il clima, il dibattito politico in città, ed è questa: questore e prefetto, la società reale vi schifa. Lo striscione è stato subito rimosso dalla polizia e dagli agenti delle volanti. C'è un'indagine in corso da parte della Digos, che ha anche inviato un'informativa alla procura. Il reato è oltraggio a corpo politico, amministrativo o giudiziario. Ti dicevo che si infiamma il clima. Sappiamo che la zona rossa dal 19 maggio è partita in buona parte del quartiere Arcella, la seconda zona rossa della città di Padova. Da subito è stata osteggiata, possiamo sicuramente anche dire, dall'amministrazione comunale, che già al tavolo della prefettura, che aveva deciso il provvedimento, aveva ribadito il suo no. D'altro canto le forze di opposizione, per quanto riguarda il comune di Padova, in modo particolare la Lega, che anche sabato aveva incontrato i cittadini del quartiere in uno dei luoghi simbolo, con questo, col Cavalcavia Borgomagno, ovvero Galleria San Carlo. Infatti ci sono state subito le reazioni da parte sia del sottosegretario alla giustizia della Lega Andrea Ostellari, sia della consigliera Mosco, che sostanzialmente parlano di questo striscione come di un frutto di un effetto del clima di tensione e di contrapposizione che si sta vivendo in città. Anche il sindaco Giordani ha fatto sentire subito la sua voce. Leggiamo alcune parti del commento. A nessuno di Razionale potrebbe venire in mente di attaccare questore e prefetto, non solo perché lavorano ogni giorno per la città di Padova, ma anche perché tutti sanno che le zone rosse sono provvedimenti presi sulla base di una chiara e netta scelta e direttiva generale del governo. E proprio qui dove ci troviamo con il collega Federico Cibotto, ieri sera 300 persone si sono date appuntamento. Questa è la pista ciclopedonale che costeggia le rotaie del tram sul Cavalcavia Borgomagno, che per chi non conosce la città è proprio quello che scavalca la rete ferroviaria a Padova. Ecco, qui si sono trovate 300 persone per dire no alla zona rossa. C'erano anche il sindaco e il vice sindaco. Allora io vi lascio al servizio tutti i commenti nelle edizioni di questa sera. Ringrazio per la collaborazione tecnica Federico Cibotto. La linea poi può tornare allo studio. Una festa proprio sul Cavalcavia Borgomagno. 300 persone si sono ritrovate domenica sera in uno dei luoghi simbolo del quartiere per dire no alla zona rossa, con una cena all'insegna di una cucina inclusiva con piatti internazionali. Con loro c'era anche il sindaco Sergio Giordani, vice sindaco Andrea Michalizzi, a rappresentare la voce dell'amministrazione, che non ha mai fatto mistero di essere contraria al provvedimento assunto dalla prefettura ed entrato in vigore il 19 maggio. C'erano anche la consigliera regionale Vanessa Camani e vari rappresentanti della società civile. Un messaggio di coesione, quello lanciato dall'amministrazione comunale presente, che ha ribadito come l'impegno per il quartiere debba essere all'insegna di azioni concrete. Grazie dunque a Chiara Gaiani e Federico Cibotto. Noi ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, torneremo con altra cronaca a tra poco. Ritorniamo in onda con la nostra prima edizione di oggi. L'avete sentito, tanta cronaca, e dalla cronaca noi ripartiamo con la notizia di un ragazzo di 15 anni di Campo San Martino che è stato salvato ieri da un elicottero dei Vigili del Fuoco mentre si trovava bloccato su un masso al centro del torrente Cordevole in provincia di Belluno. Il giovane era rimasto sulla roccia perché era incapace di balzare su quella successiva mentre stava attraversando il corso d'acqua
acqua con un amico. Dato l'innalzamento progressivo proprio del livello dell'acqua, gli operatori del soccorso alpino hanno disposto innanzitutto la limitazione del flusso d'acqua agendo sulle paratie dell'Enel, facendo poi convergere l'elicottero sulla verticale del punto in cui il ragazzo era ormai costretto in piedi su una superficie di mezzo metro quadrato. Qui con un verricello il quindicenne è stato prelevato e portato in salvo. Un lieto fine fortunatamente in questo episodio. E invece non ce l'ha avuto e si è trasformato in tragedia il tentativo di un uomo, Gianfranco Baldin, di salvare il proprio cane. Siamo in provincia di Udine, si è gettato nel torrente Cormor, da cui purtroppo non è più riemerso. Poco prima delle 18 di ieri, domenica 25 maggio, a quasi 24 ore dall'avvio delle ricerche, i vigili del fuoco hanno individuato il corpo di Gianfranco Baldin, 63 anni, originario di Novara e residente a Tavagnacco. L'uomo caduto sabato nel torrente Cormor a San Gervasio di Carlino. La vittima si trovava lungo l'argine del corso d'acqua in compagnia del suo cane quando quest'ultimo è finito dentro il torrente. Trovatosi in difficoltà per la corrente e i mulinelli, l'uomo si è gettato in soccorso dell'amico a quattro zampe, venendo a sua volta risucchiato, inghiottito in pochi secondi senza riemergere in superficie. L'allarme è subito scattato da parte dei testimoni oculari presenti. Grazie all'abbassamento del livello e della portata delle acque del torrente, i vigili del fuoco a bordo di Drago, l'elicottero del reparto volo di Venezia, hanno avvistato il corpo esamine a una trentina di metri dal rullo del torrente dove l'uomo era stato avvistato per l'ultima volta, dove si erano concentrate le ricerche. Una volta individuato sono scattate le operazioni di recupero del corpo da parte dei sommozzatori del nucleo di soccorso subacqueo acquatico del comando di Trieste, che hanno operato con l'ausilio dei soccorritori fluviali alluvionali. A Vicenza ora per un caso giudiziario che è diventato giudiziario, un ragazzo di appena 13 anni malato di tumore è morto, i genitori sono stati indagati per omicidio volontario e rischiano il rinvio a giudizio di fronte alla Corte d'Assise. Non avrebbero sottoposto al figlio adolescente malato di tumore e morto lo scorso anno le cure necessarie per salvarlo. Per questo una coppia di genitori cinquantenni residenti in provincia di Vicenza sono stati indagati per omicidio volontario. La procura ha aperto un fascicolo d'indagine per fare luce sulla vicenda. Il ragazzo tredicenne che frequentava la terza media era morto all'ospedale San Bortolo all'inizio del 2024. Il suo caso, noto ai servizi sociali del comune di residenza, era stato valutato dalla Procura della Repubblica per i minorenni a Venezia e poi trasmesso a quella berica. I magistrati hanno già interrogato i genitori confrontando le loro dichiarazioni con i certificati medici e la cartella clinica messa a disposizione dei sanitari. Il pubblico ministero aveva nominato un consulente che ha visitato il ragazzo poco prima del decesso. L'accusa rivolta ai genitori è che avrebbero ritardato l'inizio della chemioterapia prescritta dai medici, un intervento che secondo la difesa però avrebbe protratto solo di qualche mese la vita del ragazzo. E apriamo adesso la pagina sempre piuttosto ampia purtroppo dei furti in abitazione, in particolare con la polizia di Padova che ha arrestato un 42enne dominicano per furto in abitazione. È stato scoperto mentre stava rubando nel quartiere di Terranegra. Lo straniero bivaccava all'interno del parcheggio multipiano dell'Arcella, per lui il foglio di via del questore. Sono state le telecamere posizionate sull'auto parcheggiata vicino al giardino di casa a riprendere i ladri mentre stavano entrando in un'abitazione vicino via Gattamelata. Il proprietario ha chiamato subito il 113 e le volanti, una volta sul posto, hanno cominciato a cercare una Mercedes GLK bianca, un'auto rubata su cui la coppia di ladri si era allontanata dopo aver compiuto il furto nel garage. I poliziotti hanno bloccato il veicolo in fuga, alla guida un uomo di 42 anni di origine dominicana. La donna che era con lui invece è riuscita a dileguarsi tra la vegetazione in direzione dell'argine. L'auto su cui viaggiava era stata rubata qualche giorno fa al Portello. All'interno sono stati rinvenuti oggetti per lo scasso, mazzi di chiavi di auto e alcuni smartphone. L'uomo, dopo essere stato identificato, si è scoperto avere numerosi precedenti per furti, rapine, danneggiamenti, resistenza al pubblico ufficiale e detenzione di droga. Di origine dominicana, residente nel veneziano, da tempo
era solito bivaccare all'interno del parcheggio multipiano di via Annibale da Bassano. Il questore di Padova, Marco Dorisi, ha disposto per lo straniero il foglio di via obbligatorio dal comune di Padova per la durata di 4 anni e l'attivazione dell'ufficio immigrazione per verificare la sua posizione sul territorio nazionale. E poi c'è il ladro intercettato dai carabinieri, una notizia di questa mattina. Tarda serata di sabato i carabinieri di Dosson di Casiera hanno arrestato un 34enne originario di Venezia ma domiciliato a Treviso, già noto alle forze dell'ordine, per tentato furto aggravato ai danni di un autolavaggio situato all'interno dell'area di servizio San Marco Petroli in via Nuova Trevigiana. Intorno alle 22 avrebbe forzato 3 distributori di gettoni collocati all'interno della struttura, azione che è stata ripresa dall'impianto di videosorveglianza e notata in tempo reale dal titolare dell'attività, che ha prontamente allertato il 112. E dunque l'intervento tempestivo dei militari ha permesso di intercettare a poca distanza dal luogo del furto l'uomo, sottoporlo a perquisizione. È stato trovato in possesso di arnesi da scasso e di 63 gettoni per l'autolavaggio contrassegnati con i marchi naturalmente dell'impianto in questione. Tutto è stato posto sotto sequestro. Sono in corso ulteriori indagini per accertare la provenienza naturalmente dei gettoni e l'eventuale responsabilità del soggetto. Tutto fa pensare naturalmente, quando verranno confrontate le prove, che sia stato effettivamente fermato il responsabile di questa azione. E poi nel Vittoriese, anche lì ancora furti, a Serravalle raid in bar e negozi. I ladri hanno rubato, pensate, anche le brioche, con i commercianti che chiedono proprio più videosorveglianza. Ciambelle, muffin, waffle. Ad accogliere i clienti all'entrata del caffè San Marco queste mattine un pannello di legno scritto dalle titolari del bar che venerdì mattina hanno trovato, l'amara è il caso di dire, sorpresa. Pochi spiccioli rubati, il fondo cassa, ma a destare stupore la mancanza delle brioche pronte per i clienti. I danni che ha lasciato la porta, il danno maggiore è quello, perché poi il fondo cassa era una cinquantina di euro e le ciambelle insomma 1,30 € l'una, quindi è la porta. Un furto messo a segno nel centro storico di Serravalle a Vittorio Veneto dopo gli ultimi compiuti poco distante nel quadrilatero a 2 passi dal municipio, all'Enoteca Peccato Divino e al Bar Jolly. I banditi sembrano sempre gli stessi degli altri colpi, individuati dai carabinieri negli scorsi giorni ma fuggiti oltre la stazione dei treni. Non solo il caffè San Marco, i ladri si sarebbero spostati in via Martiri della Libertà per proseguire il raid. Colpito anche il primo negozio sotto il porticato dove i proprietari si sono ritrovati la maniglia smontata, colpo andato male anche al Ventennale dove con un piede di porco hanno tentato invano di forzare la porta d'ingresso. Da lì sono andati verso il caffè Commercio. Incastrato nella serratura della porta c'era ancora un piede di porco con dei guanti buttati a terra. Le telecamere dopo hanno visto che questo improvvisato non è riuscito ad aprire ed è scappato, insomma. Quanti danni? Danni quantificati ora non lo sappiamo, però stiamo cercando di capire anche con l'assicurazione come poter fare. Non la prima volta per il caffè Commercio, il secondo colpo in pochi mesi, e se i titolari chiedono più videosorveglianza, di cui il centro di Serravalle è pressoché sprovvisto, c'è chi invece crede che non sia la soluzione migliore per arginare il problema. Io penso che la videosorveglianza serve per capire chi passa, però alla fine se li prendono poi legalmente non possono fargli niente. Serve fin là. Si parla di ladri dunque, ma si parla anche di cybersicurezza nelle aziende. Il 6 giugno a Treviso ci sarà un forum per informare imprenditori e pubbliche amministrazioni proprio sui rischi degli attacchi informatici. A livello nazionale il Veneto è una delle regioni più colpite. Il Veneto è una delle regioni più colpite perché è un territorio che comunque è ricco di aziende e siccome la stragrande maggioranza di questi attacchi è a sfondo economico, il territorio nostro essendo ricco di aziende diventa un territorio fertile per questo tipo di attacchi. Aziende, imprese, pubbliche amministrazioni. A loro è rivolta la seconda edizione del Data Protection Forum che si terrà il 6 giugno. Un'occasione per gli imprenditori di sviluppare consapevolezza sui rischi e sulle necessità di avere dei sistemi di protezione informatica
informatica nelle aziende. In alcuni casi i cyberattacchi possono infatti bloccare completamente la produzione o generare gravi danni al funzionamento del sistema, fattori che possono portare anche alla chiusura delle attività. I danni che si possono fare sia nelle aziende che nelle amministrazioni sono innumerevoli e sarà sempre peggio, perché con la digitalizzazione dei nostri dati noi non avremo più la parte cartacea e quindi saremo soggetti solo a una memoria digitale e non a più una memoria fisica. La cyber security, che è ormai un dato oggettivo, essere il punto focale della sicurezza all'interno delle aziende ma anche delle amministrazioni, per quello che riguarda l'attacco hacker, ma in generale tutto ciò che può avvenire nella parte digitale. Incontri con esperti del settore, panel dedicati a domande con spazi dedicati all'approfondimento della nuova direttiva europea in materia di protezione dati, che porterà anche i dirigenti ad essere ritenuti responsabili dei disagi e danni provocati da un attacco informatico se l'azienda in questione non sia stata protetta adeguatamente. Aumentare la loro consapevolezza per capire quali sono i limiti e i vantaggi della corretta gestione di questo tema in tutti gli ambiti, che sono un ambito normativo di conformità, diciamo, ai regolamenti, un ambito tecnico. E allora torniamo sul tema del nostro sondaggio di oggi, in vista di Ring questa sera dalle 21 su Antenna 3, perché fa discutere a tutti i livelli la sentenza della Corte Costituzionale con cui si riconoscono le mamme arcobaleno. D'ora in poi le donne che hanno avuto un figlio con procreazione assistita all'estero potranno essere riconosciute entrambe madri all'atto di nascita, tanti casi in Veneto, ma la politica, lo sappiamo, si divide, e allora vi proponiamo questo sondaggio che vedete in sovraimpressione. Siete d'accordo su questo riconoscimento da parte della Consulta? Per rispondere di sì oppure di no, i numeri li vedete, li conoscete bene. Se ne parlerà questa sera a Ring, ma andiamo col prossimo servizio a sentire proprio la politica cosa ne pensa di questa questione. È intervenuto per la prima volta il presidente del Veneto Luca Zaia. Le sentenze si applicano, ha detto il governatore, che sembra rivolgersi a quei sindaci leghisti intenzionati a non trascrivere questi atti di nascita. Le sentenze dei tribunali vengono prese anche se non si condividono, ma vanno rispettate. Dopodiché, se vi sarà un provvedimento legislativo a livello parlamentare è un'altra cosa. In questa fase ovviamente siamo davanti a una sentenza. I sindaci come dovrebbero comportarsi? I sindaci immagino che debbano applicare le sentenze, visto e considerato che siamo in un paese del diritto. Che poi magari non si condividano, lo posso capire, ma in questa fase siamo in una fase nella quale c'è una sentenza. Più che una riflessione, sembra una constatazione quella di Luca Zaia, a pochi giorni dalla sentenza della Corte Costituzionale con cui si riconosce il diritto per le coppie composte da due donne di iscrivere entrambe le mamme, biologica e intenzionale, nell'atto di nascita del figlio nato con fecondazione eterologa, e questo ovviamente nei paesi in cui la pratica è legale. Tema politicamente scivoloso, soprattutto nel centrodestra, con alcuni sindaci che hanno già annunciato l'intenzione di voler disapplicare il disposto o quantomeno di delegare il passaggio su tutti il primo cittadino leghista di Noventa Padovana, Marcello Bano. Il fatto stesso che un sindaco dice mi farò sostituire vuol dire che ci sarà qualcun altro che farà questa azione. Potrebbe aprirsi anche un tema di obiezione di coscienza a questo punto, ma non glielo so dire, insomma, leggo anch'io queste dichiarazioni. Mentre il sindaco di Treviso e presidente ANCI Mario Conte chiede un chiarimento urgente al Parlamento con un atto normativo, l'ortodossia salviniana è rappresentata da Alberto Stefani. Noi riconosciamo la famiglia come composta da una mamma e un papà, il soggetto da tutelare è il bambino, noi riconosciamo che un bambino ha bisogno di un padre e di una madre. Questa è la nostra posizione e rimarrà la nostra posizione. Clima politico che in questi giorni è segnato anche dal dibattito sui referendum. A Treviso, a margine dell'avvio di tappa, confronto acceso tra un gruppo di militanti PD e Zaia, contestato per aver invitato all'astensionismo. Lo stesso avete fatto voi quella volta del referendum dell'autonomia alle parole di Zaia, un botta e risposta che si è tinto di rosa. Come fa il presidente di regione a dire di non andare a votare? Almeno invitare a votare. Ma non vi hanno insegnato a votare. Siamo di sinistra. Non se lo spiego, perché voi siete quelli che hanno detto ai veneti di non andare a votare per il referendum dell'autonomia. Ma non è vero! Io sono andata a votare.
Questo è lo scambio, lo avete sentito in presa diretta. Torniamo alla cronaca, andiamo sul sito di Treviso Today, azienda meccanica pilotata verso il crack, 2 imprenditori denunciati per bancarotta, notizia che arriva dalla Guardia di Finanza. Scritta dal collega Nicola Cendron, l'azienda nata nel 2009 con sede vicino a Treviso era in dissesto dal 2015. La Guardia di Finanza di Treviso ha scoperto che i bilanci dal 2014 al 2018 erano stati truccati, spariti dai conti 90.000 euro. L'attività è stata poi ceduta a un'altra società costruita ad hoc per far ripartire la ditta senza il peso dei debiti. Non è la prima di certo di operazioni di questo tipo che conduce la Guardia di Finanza trevigiana. Mobilitazione dei giornalisti del Veneto e articolo 21 oggi a Venezia in queste ore per chiedere lo stop al genocidio, così lo hanno definito, a Gaza. È un forte appello alla pace a far sì che tacciano per sempre le armi, stop al genocidio in Palestina, quello che arriva da Venezia e dal Veneto, in campo Santi Apostoli, lungo Strada Nuova a Venezia, il flash mob promosso dall'associazione Articolo 21, con il supporto dell'Ordine dei giornalisti del Veneto e del Sindacato dei giornalisti veneti. L'azione per protestare e dire no contro il massacro dei civili e di circa 250 croniste e cronisti locali uccisi a Gaza per aver documentato gli orrori della guerra. Perché i giornalisti sono le vittime assieme alla popolazione civile, perché sono testimoni scomodi, sono testimoni che mostrano la vera faccia delle guerre, che sono solo morte e non risolvono i conflitti. Ci sono morti a Gaza per colpa dell'esercito israeliano, ci sono morti e minacciati a Gaza per opera dei terroristi di Hamas. Chi fa la guerra non vuole che questa guerra venga testimoniata, è per questo che a Gaza hanno ucciso più di 250 giornalisti che volevano testimoniare quello che succede in quel paese. Gaza è un territorio chiuso alla stampa internazionale. L'esercito israeliano quindi sta uccidendo tutti i giornalisti locali, uno dopo l'altro, per impedire, per togliere alla gente il diritto a sapere quello che sta avvenendo. Era presente al sit-in anche la CGIL. Tra i partecipanti ha fatto particolarmente scalpore il caso dell'eurodeputata Cristina Guarda, identificata a Lonigo dopo aver esposto una bandiera della Palestina durante il passaggio del Giro d'Italia. Non si vuole permettere che si racconti quello che sta avvenendo, la strage in corso. In contemporanea a questa iniziativa, anche a Sopace Venezia ha promosso ai giardini della Biennale all'Arsenale una manifestazione cui hanno preso parte circa 70 persone per chiedere lo stop al genocidio con bandiere della Palestina e lenzuola bianche. L'avete sentita proprio nominare l'europarlamentare Guarda. Alla partenza dal Treviso del Giro erano già tante le bandiere della Palestina presenti e poi appunto quella sventolata al passaggio dei ciclisti a Lonigo dall'europarlamentare, che è stata identificata, come detto, dai carabinieri. Sentiamo il suo racconto. Bandiera della Palestina. Ok. È possibile avere un vostro documento gentilmente? Non vedo perché... Le vostre generalità. Per quale motivo? Un semplice controllo di polizia, signora. Per quale motivo? Semplice controllo. Sono nel mio terreno, sto esprimendo liberalmente il mio pensiero, non credo che ci sia necessità. Non c'è nessun problema. Sono anche membro del Parlamento europeo, per cui informarmi del fatto che sono ben cosciente del fatto che non credo che ci sia necessità di andare a verificare le generalità di una persona che liberamente esprime. Noi facciamo il nostro lavoro. Con un video sui social, l'europarlamentare Cristina Guarda ha raccontato quanto accaduto durante il passaggio del Giro d'Italia a Lonigo nella tappa Rovigo-Vicenza. Era appena passato proprio qui il Giro d'Italia e sono stata identificata dalle forze dell'ordine mentre avevo appena finito di sbandierare la mia bandiera della Palestina e l'avevo fatto sul terreno della mia famiglia, tra l'altro. Bandiere della Palestina che sono tornate a sventolare anche a Treviso alla partenza della 14ª tappa del Giro, schierate ai due lati del viale che ha accompagnato i ciclisti nei primi metri di tappa. È arrivato il tempo di mobilitarci come comunità internazionale, tutti i paesi occidentali stanno intervenendo, è arrivato il momento
momento di intervenire anche noi come italiani. Non a caso siamo qui oggi con il Comitato contro la guerra, con le associazioni, le organizzazioni del nostro territorio, i partiti, proprio perché vogliamo sensibilizzare. Oggi abbiamo fatto un'azione che innanzitutto dice a chi guarda il Giro d'Italia non possiamo più stare silenti. Dobbiamo tornare a parlare di uguaglianza, tornare a parlare di buonsenso, tornare a parlare di due stati, due popoli e due culture che hanno entrambe il diritto di esistere. C'è l'ennesimo infortunio sul lavoro di cui vi dobbiamo dare conto, le notizie sono ancora poche, in particolare sulla gravità di quello che possa essere successo. Siamo a Padova, crolla il solaio di un ex convento in ristrutturazione, 2 operai travolti dalle macerie. Appena avremo ulteriori informazioni, qui siamo nell'home page del Gazzettino, naturalmente ve le daremo. La notizia flash appena postata, vedremo di capire appunto quali conseguenze ci sono state per questi 2 lavoratori. Adesso andiamo in Val Brenta, siamo nel Alto Vicentino, cittadini chiamati al voto per l'elezione di 4 prosindaci. Ci racconta com'è andata Mirko Cavallin sul posto con Renzo Rigon. Alle mie spalle la sede municipale del comune di Val Brenta, comune nato nel 2019 dalle fusioni di Campolongo sul Brenta, Cismon del Grappa, San Nazario e Valstagna. Per statuto questi vecchi comuni che non esistono più hanno però diritto ad avere un prosindaco e l'elezione c'è stata proprio ieri con 2 località che hanno raggiunto il quorum, 30%, le altre invece no, ma ci sarà comunque un prosindaco. Sindaco di Val Brenta, Luca Ferrazzoli. Allora, questo sistema è per statuto per tutelare le identità, le vecchie identità delle località che adesso sono riunite a Val Brenta. Sì, questo è stato un po' il pensiero, l'architettura istituzionale che si è data al comune di Val Brenta dopo la fusione, nel senso che per noi era importante dimostrare che c'è un comune denominatore su un territorio particolarmente vasto, ma che non si pregiudicavano le identità precedenti. Quindi se pensate insomma che Val Brenta è una località che geograficamente si chiama Canal di Brenta e quindi è un non luogo per capirci, è una valle e quindi il comune racchiude in sé questo comune denominatore, questa volontà di stare insieme, ma senza dimenticare quello che è stato il nostro passato, e questa era un po' la finalità dell'istituzione dei prosindaci e soprattutto dei consigli municipali, anche per dar voce a queste comunità. Lei è stato rieletto l'anno scorso, sarà in carica fino al 2029. Come saranno in carica fino al 2029 questi prosindaci? 2 eletti col quorum, 2 nominati in che modo? Beh, nel momento in cui non viene raggiunto il quorum, proprio perché vi è un collegamento con l'ex municipalità, il ruolo del prosindaco sarà svolto dal consigliere della località che ha raggiunto il maggior numero di voti. Ricordiamo Fidenzio Greco per Cismon del Grappa e Giada Polato per Campolongo. I loro compiti, qual è il compito di un prosindaco e dei suoi consiglieri? Ricordiamo 2 per ogni località. Ma è un compito a mio avviso importante, che è anche significativo. Sostanzialmente hanno diritto di partecipare alle giunte con diritto di parola, hanno diritto di partecipare ai consigli comunali con diritto di parola su tutte quelle questioni che vertono sulla loro comunità. Quindi è un ruolo che, se esercitato con attenzione e utilizzando tutti gli strumenti che dà lo statuto, può dar voce significativa a queste comunità anche all'interno degli organi che amministrano il comune di Val Brenta. Ovviamente possono incidere o no su quelle che sono le scelte, però pensiamo insomma in un verbale di una giunta in cui comunque si dà atto che vi è un'opinione discordante del Consiglio municipale del luogo, ovviamente la maggioranza si assume la responsabilità politica di quella scelta, ma resta agli atti insomma che c'era una volontà discorde ad esempio da parte del Consiglio municipale.
E quindi le rappresentanze sono garantite per scelta statutaria qui a Val Brenta, sono di fatto già insediati, già diciamo esecutivi i loro poteri? Sì, sono già nominati, adesso ovviamente sarà mia cura quella di convocare un incontro, anche perché la finalità poi indipendentemente dalle idee di ciascuno è quello appunto di avere un'architettura che consenta di dare migliori risposte ai cittadini e quindi creare dei legami che non necessariamente devono essere condivisione totale, però delle forme di collaborazione che facciano sì che tutte le istanze dei cittadini arrivino all'amministrazione, definiamola centrale, e quindi in questo lavorare insieme, il cercare di portare avanti quelle che sono le idee e lo sviluppo della nostra comunità. Ecco, in ore, in giornate in cui invece l'affluenza al voto nei comuni che devono scegliere il sindaco sembra ancora piuttosto bassa, questa è comunque una buona notizia. Ringrazio il sindaco di Val Brenta, Luca Ferrazzoli, e Renzo Rigon alla parte tecnica. Da Val Brenta è tutto, a voi la linea. Grazie a Mirko Cavallini e Renzo Rigon. Vi ricordo tra l'altro che sono ancora in corso le elezioni amministrative ieri e oggi. Alle 15 la chiusura dei seggi nei 9 comuni che sono al voto in Veneto, con oltre 56.000 elettori chiamati alle urne nel fine settimana. Alle 23 di ieri sera l'affluenza generale è stata del 45,4%, in netta diminuzione rispetto alle precedenti amministrative, quando era stata del 52%. Nel veneziano l'unico comune oltre i 15.000 abitanti e che potrebbe andare al ballottaggio, Santa Maria di Sala. Sempre nel veneziano al voto anche Eraclea. Le altre amministrazioni al voto sono Borso del Grappa nel trevigiano, Ospedaletto Euganeo nel padovano, Porto Viro nel rodigino, Bevilacqua e Castagnaro nel veronese, Sospirolo e San Nicolò Comelico nel bellunese. Noi ci fermiamo ancora per un veloce break, torneremo tra pochissimo con un ospite. Eccoci di nuovo in diretta, prima edizione di Antenna 3. In questa seconda parte ospitiamo volentieri e ringraziamo per la disponibilità Maria Rosaria Palomba. Buongiorno, qui accanto a me, vicepresidente dell'Unione Italiana Nexfim. Nexmif. Ecco, già abbiamo cominciato male. Maria Rosaria è qui perché cerchiamo di conoscere un pochino di più questa patologia, sindrome, come la possiamo chiamare, di cui soffrono diversi bambini, ma è una cosa molto recente la scoperta, no, di questa mutazione genetica, che purtroppo lei ha vissuto, vive sulla sua pelle, nella sua famiglia, Maria Rosaria, perché è una bimba di 8 anni e avete dovuto anche voi imparare a conoscere di cosa si tratta. C'è la ricerca scientifica, naturalmente la ricerca in atto rispetto a questa mutazione che aveva un nome precedente, adesso ne ha un altro, insomma è una evoluzione continua, una scoperta continua, credo, e noi ne vorremmo parlare anche per spiegare cosa comporta e magari dare anche delle indicazioni a dei genitori che si trovino di fronte a dei comportamenti, dei sintomi un po' particolari dei loro bimbi anche in tenera età che non riescano magari a decifrare, perché purtroppo lo sappiamo che delle malattie, delle patologie anche rare, poco diffuse, davvero si fa fatica a distinguerle. Sì. Bene, la nostra esperienza inizia quando mia figlia Anna aveva 3 anni circa ed ha cominciato ad avere dei comportamenti da un punto di vista di ammiccamento oculare che mi sembravano un po' insoliti, quindi mi sono insospettita e abbiamo rapidamente verificato che si trattava in realtà di crisi epilettiche di tipo assenze miocloniche, quindi una cosa che poteva apparire puramente comportamentale in realtà sottintendeva quello che poi abbiamo scoperto essere una mutazione genetica. Abbiamo fatto le varie indagini e scoperto che nel nostro caso si era generata de novo, quindi non ereditata né da me né da mio marito, una mutazione per la sostituzione di un aminoacido, poi il DNA è una catena fatta da un sacco di lettere, si è cambiata una lettera che sta per un aminoacido e quindi questo ha generato una mutazione di questo gene. Un gene che è stato scoperto nel 2013 e descritto per la prima volta nel 2016, l'anno in cui Fatalità è nata Anna, quindi l'esperienza nel settore anche a livello internazionale è veramente molto
ristretta. Ci sono pochi studi, poche pubblicazioni, quindi io come mamma ho cominciato a studiare un po' quello che c'era in giro. E il gene, come ha detto lei prima, si chiamava KIA 2022 precedentemente, adesso si chiama NextSmith ed ha effettivamente una encefalopatia dello sviluppo, che significa una complessa patologia, una complessa sindrome che determina diverse difficoltà con diversi fenotipi, quindi diversi gradi di severità nei maschi e nelle femmine, che vanno dall'epilessia, come quella che ha mia figlia, che è farmacoresistente, quindi nessuna terapia riesce a controllare le crisi, a una disabilità motoria totale nei maschi, per esempio, oppure uno spettro autistico abbastanza generalizzato tra maschi e femmine, una disabilità intellettiva, quindi ci sono, ripeto, anche pazienti asintomatici. In Veneto noi abitiamo a San Donà di Piave, ne contiamo circa una decina, di cui alcuni sono anche mamme asintomatiche che hanno scoperto di avere dato la mutazione al proprio figlio maschio, in quanto magari totalmente affetto, diciamo, nella disabilità tipica del fenotipo maschile. Purtroppo sono numerosissime le mutazioni che si possono generare. Questa è una mutazione, ripeto, ultra rara, significa che nel mondo noi contiamo, non c'è un registro, però attraverso varie connessioni che abbiamo stabilito, circa 300 pazienti. Però, come tutte le malattie, come tutti i geni, noi tutti abbiamo milioni di geni, lo sappiamo, sono funzione della scienza e della ricerca. Le diagnosi avvengono oramai su base quotidiana anche in questa patologia. Abbiamo contatti con un gruppo negli Stati Uniti e non dico tutti i giorni, ma sicuramente su base settimanale c'è qualcuno, anche un paziente adulto, che perché magari il medico insiste o la famiglia lo richiede, rifà il test genetico e scopre di avere questa malattia, che è molto indagata. Questo gene NextSmith è molto indagato anche nell'autismo, quindi di fronte magari ad uno spettro che non sempre viene indagato nella genetica, è sempre consiglio alle famiglie di richiedere l'esame genetico, il pannello della New Generation Sequencing delle epilessie, ma anche ne esistono vari e sicuramente consultando il medico si può cercare di arrivare a capire qual è la causa. Che cosa cambia nel sapere la causa o no? Nel mio caso inizialmente mi sono sentita disperata perché non avevo tante conoscenze, una rete di appoggio, però il sapere come si chiama quello che hai ti dà accesso a fare delle altre ricerche. Quindi noi abbiamo fondato questa associazione che si chiama Unione Italiana NextSmith. Adesso mostriamo la brochure, eccola qua. È un'associazione fondamentalmente basata a Bari, perché la presidente che lavora con me su questo progetto vive a Bari ed ha una bambina di 9 anni anche lei. Noi cerchiamo essenzialmente di avere un ruolo benché primordiale nella comunità scientifica. Vorremmo far sapere a tutte le famiglie che si trovano nella condizione di avere questa diagnosi che esiste una rete di appoggio, che esistono delle persone che già da alcuni anni hanno sperimentato questa condizione e stabilito delle connessioni. Non abbiamo grossa voce in capitolo perché è una malattia ultra rara e sappiamo bene che le malattie hanno bisogno anche di numeri per poter avere la forza di essere studiate, di avere i fondi giusti, per poter avere una speranza anche nello scouting, nella ricerca terapeutica. Noi abbiamo finanziato con le nostre risorse e insieme all'altra famiglia di Bari e con le pochissime donazioni, ma che comunque sono arrivate molto generose dai nostri familiari, un bando Teleton con 50.000 euro. È la prima ricerca in assoluto che viene fatta e portata a termine in Italia su questa patologia con la Fondazione Teleton, il SID Grant del 2024. Il bando è stato assegnato alla dottoressa Laura Cancedda dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, per cui abbiamo di fronte a noi la possibilità di testare dei farmaci che ci possano aiutare quantomeno nel controllo delle crisi. In parallelo stiamo anche avviando un progetto di sviluppo di terapia genica con un medico alla UCL di Londra, Gabriele Lignani, un professore che sviluppa terapie geniche per le epilessie, ed è un'avventura che nella nostra quotidianità parte dal cercare di sostenere i nostri bambini, perché quando hanno delle brutte crisi sono delle brutte giornate per tutta la famiglia, e con tutte le terapie di supporto che cerchiamo di mettere in piedi per supportare lo sviluppo,
A, il fatto di doverci occupare potenzialmente di rassicurare un genitore che ha appena ricevuto la diagnosi e in parallelo portare avanti una conversazione con la scienza, che è l'unica cosa che ci può aiutare, sempre sotto il cappello del Signore nel quale noi crediamo, perché sappiamo che la scienza è lo strumento, ma ci vuole anche una mano di aiuto e queste conversazioni con gli scienziati ci stanno dando la speranza, perché tanto sta avvenendo nella ricerca su tutti i fronti, che questo non sarà per sempre, quantomeno che si possa trovare una cura. Ci vogliono tantissimi fondi, noi come famiglia abbiamo la dicotomia di doverci preoccupare del futuro dei nostri figli e al tempo stesso cercare di dare un supporto alla scienza e quindi per questo motivo abbiamo fondato un'associazione che ha anche un codice fiscale per la donazione del 5 per 1000, ha la possibilità di fare delle donazioni, però realmente noi siamo impegnati in prima linea, cioè noi vogliamo cercare di essere un punto di riferimento intanto per avviare un supporto alle famiglie, ma cercare proprio di far capire che esiste questa malattia, perché siamo nello stadio in cui alcuni genetisti vedono il nome del gene e non lo hanno mai sentito, quindi è realmente non perché non siano preparati, ma perché è veramente una cosa primordiale come apprendimento scientifico, così come esistono n altre condizioni purtroppo. Maria Rosaria, allora abbiamo capito alcune cose da quello che ci ha detto, innanzitutto che la si può trovare questa mutazione in maschi e femmine, sì, più o meno indifferentemente, sì, e l'età verso la quale, non è fissa l'età verso la quale, sempre che dia sintomi, perché ci ha parlato, sì, anche di genitori che l'hanno scoperto dopo, insomma, che proprio indagando perché il figlio aveva delle problematiche, e a quel che capisco anche lo spettro delle problematiche è molto molto vario, nel senso che si può andare davvero da 1 a 100, insomma, no? Ecco. Come si convive quotidianamente con questa cosa? Allora, lei diceva una cosa importante, il cercare di rassicurare i genitori che abbiano questa diagnosi, perché non c'è una strada tracciata per nessuno, è corretto? È corretto. Purtroppo anche nella definizione del piano terapeutico un genitore spesso si trova ad essere lui il medico che traccia la strada, perché a seconda di qual è il primo sintomo che si manifesta e che ti avvia nel percorso medico, si prende una piega che però non è sempre correlata con tutti gli altri aspetti della sindrome, così come dovrebbe essere purtroppo, perché se il primo sintomo è l'epilessia normalmente si va in un centro, noi siamo seguiti in modo ottimale all'ospedale Borgo Trento di Verona e lì devo dire che il supporto sul fronte dell'epilessia è eccezionale, ma ci sono tanti altri aspetti che noi vediamo, no? Del comportamento, il sostegno negli apprendimenti, e lì bisogna mettersi in gioco in prima linea purtroppo, perché non esiste un protocollo che pensi a tutto per queste malattie rare. In realtà sono delle malattie che non sono né indagate nello screening prenatale, questo nello specifico non è troppo piccolo per poter essere indagato. Altrettanto adesso noi siamo parte con questa associazione delle alleanze delle epilessie rare e complesse, e siamo quindi parte di un gruppo che ha ottenuto anche il riconoscimento al Ministero della Salute con un DPCM dedicato che ci ha permesso di essere parte di una serie di encefalopatie epilettiche dello sviluppo che hanno un codice di riconoscimento della malattia per il Ministero della Salute, che è un successo grande che abbiamo avuto grazie al fatto di far parte dell'Alleanza Epilessie Rare e Complesse. Quindi sono tanti gli aspetti di cui occuparsi, e ripeto, la forza del genitore, il poter dire nel mio piccolo cerco come persona vicepresidente di questa associazione di dare delle indicazioni, è un ruolo importante di responsabilità, ma credo veramente come dire, di sostegno, perché un genitore che si trova a non sapere dove andare magari sente un'esperienza e si lascia, non perché tutte le esperienze siano uguali, perché abbiamo capito che anche nella cura delle epilessie un bambino risponde più o meno bene, diciamo, perché non risponde purtroppo mai totalmente ai farmaci, ma ad un mix di farmaci, perché sono quasi sempre una politerapia, non un solo farmaco purtroppo, e quindi è sempre molto diverso, ma il parlarsi, il cercare di avere un riferimento, di essere come nel nostro caso un riferimento è importante. Ripeto, poi dopo ogni persona si attrezza per come può.
ho provato su mia figlia tantissime terapie sperimentali, poi a un certo punto ho pensato che la stavo stressando troppo e quindi questi sono i piccoli apprendimenti di ciascuna mamma che vuole il meglio, vuole fare tutto il possibile, non vuole sentirsi dire non ho provato questa strada. Sono veramente delle creature rare e così delicate come di cristallo, perché a volte nelle epilessie, noi purtroppo lo stiamo sperimentando, basta un rumore nelle epilessie riflesse per scatenare una crisi che il farmaco non è in grado di controllare. Sono delle situazioni di pericolo che, al di là della situazione generale, della condizione generale, ci mettono veramente in una condizione di pensiero e di preoccupazione su base quotidiana, quindi essere almeno in una rete è una consolazione per i genitori, immagino. Il fatto di non essere soli. Di non essere soli. Di non essere soli, di non essere gli unici al mondo, perché poi, come diceva lei, si apre una rete, no? Per cui si comprende che ci sono altre persone nelle stesse condizioni. Poi quando si tratta di queste sindromi poco conosciute ci si scambia anche esperienze, si cerca di capire anche dagli altri, no? E di apprendere anche dagli altri. Fiori rari da curare, li avete chiamati? Sì, nel noi sito. non c'era una base, no? Allora siamo partiti dall'idea di che cosa avremmo voluto per le nostre bambine, parlo di me e della Presidente Selenia Minciarelli. Avremmo voluto, o vorremmo ancora, che il loro cervello in futuro potesse sbocciare, fiorire come un fiore. E quindi in questa consapevolezza che sono fiori ma sono rari, perché il loro cervello è un piccolo bocciolo raro, come se fosse un fiore di montagna bagnato che deve essere protetto, e sono rari perché sono numericamente pochi e da curare, perché il nostro sogno di mamme nel ruolo anche istituzionale che adesso ricopriamo con questa piccola associazione è quello di voler essere portavoci di una speranza fattiva che noi cerchiamo di curare con delle azioni, che sia quello di trovare una soluzione agli aspetti più critici di questa sindrome, sicuramente al tema delle epilessie e sicuramente, siccome queste mutazioni sono tutte estremamente simili, ripeto, anche la pista di studio dell'autismo ci offre delle possibilità di utilizzare in maniera incrociata delle strade terapeutiche, quindi il nostro sogno è quello che le nostre bambine e tutti i bambini che ancora devono nascere con questa condizione e non lo sanno, possano essere curati potenzialmente ancora prima della nascita, perché individuare questa malattia in un futuro, no? Adesso io non sono un medico ma sto imparando, come tutte le malattie che hanno l'opportunità di una terapia genica, questione che poi apre dei temi anche etici, però diciamo da un punto di vista di opzioni terapeutiche esiste la possibilità di curarli prima ancora che il bambino nasca o al momento della nascita, e questo evita la comparsa dei sintomi e lo sviluppo di una patologia che in questo caso può essere veramente variegata e molto molto critica. Certo, allora abbiamo detto l'epilessia è uno dei fattori principali, il fatto che sia resistente alle medicine, anche il caso di sua figlia è ovviamente il primo scoglio da superare, credo, e poi anche strutture magari adatte a supportare voi famiglie in questo percorso anche come dire, di aiuto a questi bambini per le loro speciali esigenze anche di apprendimento, eccetera. Da questo punto di vista riuscite a trovare un sostegno, un supporto? Beh, sicuramente i distretti sociosanitari locali sono attrezzati con tante specialità valide, è vero anche che i numeri sono tanti e sono sempre crescenti, soprattutto nelle diagnosi di queste patologie anche comportamentali dei bambini. Non è sempre facile avere accesso anche ad un numero sufficiente di trattamenti terapeutici quotidiani, però sicuramente la sanità italiana è una delle più forti da questo punto di vista, no? Ci lamentiamo sempre di tutto, ma devo dire che abbiamo anche tantissime eccellenze e quindi sicuramente lo sportello, diciamo il primo livello territoriale può servire da coordinamento. Poi la mia esperienza personale è sempre stata
guidata dal cercare di andare oltre e di fare di più, quindi mi sono attivata anche con delle terapie private, cercando di contattare delle persone anche che non fossero necessariamente della nostra zona, per cercare di fare di più. Questo penso che sia inevitabile per un genitore che vuole provarle tutte. Ripeto, non bisogna fermarsi, perché sono dei fiori e un fiore fisiologicamente cresce, anche se con un difetto genetico che non si può in questo momento cancellare. La crescita porta comunque, per fortuna, delle evoluzioni. È chiaro che bisogna innaffiare con tutto quello che si ha, con tutte le armi che si hanno, sperando che un giorno possa arrivare una bonifica, diciamo, della condizione di base più importante attraverso la medicina e la scienza. Grazie, è una bellissima testimonianza la sua, Maria Rosaria, davvero. Allora rifacciamo vedere, magari regia, per cortesia, quella che è la brochure dell'associazione Unione Italiana NextMIF. Mi scuso ancora per averlo sbagliato all'inizio. Ci sono tutti i riferimenti anche nel sito per poter donare eventualmente chi volesse farlo. Siamo in epoca di dichiarazione dei redditi, eccetera, per cui è il momento giusto. Grazie Maria Rosaria, davvero. Grazie. Posso solo auspicare anche noi che si possano avverare i desideri di voi famiglie con queste problematiche, ovviamente, e che le giornate con questi bambini siano le migliori possibili. Maria Rosaria Palomba, vicepresidente dell'Unione Italiana NextMIF. Allora chiederei, regia, grazie a lei davvero di cuore, chiederei regia adesso di mandare in onda, se possibile, eccolo qua, il contributo del nostro Filippo Fois con Gino Cecchettin. Parliamo di violenza di genere. Stamattina era a un incontro Cecchettin con il personale di Veritas, l'azienda veneziana che si occupa di diversi servizi, tra cui il tema rifiuti, eccetera, proprio per parlare anche nei luoghi di lavoro di questa tematica e di sensibilizzazione in genere. Sentiamo. Cecchettin, partiamo dal titolo di questo incontro, prima che sia troppo tardi. Lei ha detto per certi versi è già troppo tardi, perché? Ma non lo dico io, lo dicono gli esperti, che nel momento in cui le persone che commettono femminicidi hanno di fatto lavorato male 20 anni prima. Riporto una frase di un noto esperto, e quindi bisogna agire quanto prima per poter fare quella cultura del rispetto di cui parliamo tanto. A questo proposito forse anche incontrato degli ergastolani, che idea si è fatto? Ma non mi sono fatto idee, proprio perché quando si incontrano persone che hanno pene di questo tipo bisogna uscire dai pregiudizi, bisogna parlare alla persona, capire il percorso che hanno fatto, ascoltare più che giudicare. Ha detto che le fanno più pena che rabbia. Ma era riferito ad un'altra condizione, ma sicuramente non mi fanno rabbia, ecco, perché come ho detto prima io ho tolto i pregiudizi e ho iniziato ad ascoltare, cercare di capire che tipo di percorso hanno fatto. Lei oggi ha illustrato anche questo primo periodo di attività della Fondazione che presiede, è molto basato sulla prevenzione, anche sull'educazione, però inevitabilmente le hanno chiesto anche la sua opinione su certi casi di cronaca e per esempio sull'uso del braccialetto elettronico. Sì, perché sono casi di cronaca che sono successi poco tempo fa e mi sono limitato a dire che come tutti i dispositivi servono, ma devono funzionare nel migliore dei modi. Per quello che riguarda poi la difesa, parlo del processo contro Filippo Turetta, si è chiesto una riduzione della pena. Beh, io li preferirei non commentare e lasciar fare agli avvocati e ai giudici. Lascio un'ultima battuta, si sente soddisfatto di come sta andando, cioè di questa avventura nella quale lei si è calato anima e cuore, mi verrebbe da dire, e delle risposte che sta ottenendo anche in incontri come questo? Allora, la soddisfazione la userei per altri tipi di progetto, magari ci sarà soddisfazione nel momento in cui salveremo delle vite, forse qualche piccola avvisaglia, qualche risultato ottenuto l'abbiamo avuto anche con la testimonianza, però c'è ancora tanto lavoro da fare, è un percorso lungo e quindi necessita di tanto tempo.
Questa è la testimonianza dunque, l'ennesima testimonianza importante di Gino Cecchettin grazie a Filippo Fois e Sandro Ponchio. Allora noi siamo in chiusura, non vediamo ancora aggiornamenti su questo crollo di un solaio di un ex convento di ristrutturazione a Padova. Le nostre truppe, la nostra collega Chiara Gaiani sta andando sul posto e naturalmente tutti gli aggiornamenti nei telegiornali di questa sera. Ci sono 2 operai travolti dalle macerie. Allora, io vi devo ripetere il sondaggio in vista di Ring di questa sera alle 21, come sempre la nostra attualità politica, ricordatevelo, parliamo di mamme arcobaleno, tema che ha fatto molto discutere in questi giorni, sia i cittadini ma anche la politica che si è divisa con il pronunciamento della Corte Costituzionale che ha riconosciuto la doppia iscrizione all'atto di nascita delle due mamme che abbiano figli da procreazione assistita all'estero, quindi continuate a chiamarci per dirci anche voi cosa ne pensate, se siete d'accordo oppure no. Se ne parlerà questa sera senza dubbio a Ring, come detto, si parlerà anche dei risultati della tornata amministrativa che è in corso in questo momento nei comuni veneti, oltre che nelle altre regioni italiane. Il primo giorno di zona rossa a Treviso, il caso del taglio ai fondi per le manutenzioni stradali, ospiti di Cristian Arboit saranno Marcello Bano, che è sindaco di Noventa Padovana, rappresentante della Lega, Fabio Marin, sindaco di San Zenone degli Ezzelini, che è di Forza Italia, Alessandro Dianin, sociologo di Orizzonti Padova, Alberto Ruggina, attivista di Più Europa, Michela Nieri, presidente del coordinamento LGBT di Treviso. Vi ricordo anche in chiusura, dopo di noi alle 13:35 il documentario Borgo Italia e dalle 14:30 il film drammatico tedesco Lo Stato contro Fritz Bauer, non perdetelo. Grazie in regia a Simone Merlo ed Edoardo Paris, per noi è tutto, ci fermiamo qui, appuntamento come sempre ai telegiornali di questa sera. Un buon pomeriggio a tutti, arrivederci.